Buongiorno a tutti voi. Siamo presso l'Istituto Agrario di Sant'Apollinare, io sono il presidente dei periti agrari e mi sono diplomato proprio in questo istituto qualche decennio fa. Quindi fa piacere ritornare in questi campi che abbiamo visto da ragazzi e adesso portiamo un messaggio professionale tecnico. Nel programma della giornata troveremo visite in campo prova organizzate da SATA con la collaborazione di varie ditte per quanto riguarda campi prova varietali grano e bietola. All'interno di questo mi fa piacere anche comunicare che diversi nostri tecnici iscritti al Collegio Provinciale di Rovigo, che si sono diplomati in questo istituto, oggi collaborano attivamente con le varie ditte che sono presenti in questa manifestazione. Importante direi anche per i messaggi che portano proprio vicini al problema reale, pratico del terreno e della coltivazione. Nicola Dalconi, anche lui studente diplomato presso l'Istituto Agrario, oggi iscritto al Collegio Periti Agrari di Rovigo e ovviamente in attività anche oggi. Raccontaci un po' la tua attività di oggi. Assolutamente sì. Allora io ad oggi collaboro con due ditte sementiere, una è Produttori Sementi Bologna e l'altra è la Massid per quanto riguarda frumento, mais, soia, girasole e sorgo, quindi con due ditte ho un catalogo abbastanza completo. Durante il periodo estivo faccio anche attività di perizie grandini con due ditte, con due compagnie assicurative. Siamo in un'attività pratica presso l'Istituto Agrario che ha fatto la formazione scientifica e oggi ritrova i suoi studenti per sviluppare le attività proprio Assolutamente in campo. Sì. L'evento di oggi è altamente tecnico, credo che sia un passaggio, una sottolineatura molto importante perché il ruolo del tecnico, il ruolo degli studenti prossimi tecnici, prossimi periti agrari è proprio questo, innovare, sperimentare, provare. La filiera dei cereali soffre in questo momento qua e non dimentichiamo che l'azienda agricola e la figura tecnica che supporta l'azienda agricola hanno un ruolo determinante. Condividere esperienze, condividere iniziative anche di sperimentazione, anche di studio, anche di errore può aiutarci nello sbagliare il meno possibile e nel portare alle aziende dove viene svolta la nostra attività tecnica, appunto quella componente di innovazione, quel messaggio tecnico che andiamo cercando tutti i giorni e che abbiamo iniziato a fare appunto frequentando queste aule. Ecco, io credo che il vero momento, il vero significato di queste iniziative sia questo, oltre a permetterci di lavorare tutti insieme. Già questa è una grandissima soddisfazione perché non è facile e qua possiamo testimoniarlo e rendere grazie alla scuola che ha saputo mettere in campo un'iniziativa che coinvolge tutti su delle colture che sono fondamentali per il nostro territorio. Altro piacevole incontro, ritroviamo un giovane tecnico, diplomato anche lui presso l'Istituto Agrario che ci ospita oggi, iscritto al Collegio Periti Agrari, per cui adesso ci riporta la sua esperienza perché è già operativo in campo. Buongiorno a tutti, sono Vittorio Carriero e ho iniziato a lavorare con Apso Sementi ancora quando avevo 18 anni, seguendo un po' la parte di marketing e oggi a marzo mi sono laureato a Padova presso Agripolis e oggi collaboro con Apso Sementi come sviluppo prodotti e aiuto mio padre che è rappresentante di zona per diverse società e plurimandatario e anche faccio un po' di perizie durante il periodo estivo con VH Italia. Mi sono iscritto al collegio ancora appena uscito per esercitare quella che è l'attività di libera professione, insomma. Bene, infatti è una conferma che la scuola vicino con il collegio che poi ti accompagna nella vita, certo. E ovviamente le persone devono essere anche professionalmente preparate e portare a terra i messaggi che hanno imparato nella scuola. Sì, sono Crepaldi Andrea, faccio il tecnico per una cooperativa che è a Cologna, lavoro principalmente dall'altra parte del Po, ecco, diciamo così, quindi nella provincia di Ferrara, ecco. E niente, è sempre un piacere venire a questi campi, ecco, questa vetrina, queste prove varietali anche di difesa, ecco. Poi è sempre bello incontrare tanta gente che si conosce, ecco. Andrea è un nostro iscritto, è all'interno della compagine del Collegio dei Periti Agrari di Rovigo e quindi con lui condividiamo diverse iniziative ma anche legate ad altre attività. Ovviamente questa era un'opportunità importante che
le porte aperte dell'Istituto Agrario, mette a disposizione l'azienda e dà il titolo anche piuttosto interessante, filiera connessa, perché questo tu ce lo insegni, lavori in una cooperativa che cerca di legare con una base sociale che sennò altrimenti magari non avrebbero punti di riferimento. Per cui dobbiamo andare, come si è detto anche in qualche altra intervista, anche oltre, nel senso oltre la produzione, ma cercare di capire anche la destinazione del prodotto. Certo, sì, no, perché alla fine la cosa più importante è proprio quella, ecco, sapere dove andare a posizionare il prodotto che andiamo a raccogliere, ecco, quindi è tutto una filiera. Adesso io per carità sono dentro una cooperativa, quindi la maggior parte lavoriamo con dei soci e quindi cerchiamo sempre la cosa più importante per noi è tenere l'affiliazione del socio, ecco, quindi avere una filiera è una cosa più importante, ecco, perché alla fine deve essere tutto un cerchio che poi gira attorno. Il cerchio deve chiudersi anche in termini economici. Soprattutto. Bene, grazie e buona giornata. Troviamo anche un vecchio collega, perché siamo diversamente giovani, Lorenzo, ma anche te sei uscito da questo istituto tecnico agrario e ci ritroviamo con piacere in queste giornate dove ci sono tanti ragazzi giovani, ma portiamo ognuno di noi la nostra esperienza. Raccontaci un po' della tua esperienza. Sì, grazie Massimo. Come hai detto te, siamo usciti tanti anni fa, qualche giorno fa dall'istituto e ci ritroviamo qua. Tu in un ruolo come presidente del nostro collegio che sta andando benissimo e io come tecnico di una multinazionale che è Syngenta, di cui mi occupo da tantissimi anni della parte tecnica e sviluppo di prodotti in Campania, Ferrara, Rovigo, metà Mantova, metà Modena, scusate. Soprattutto il mio amore sono le orticole, pomodoro, melone, anguria, cioè tutto quello che è. Più sono complicate le culture più mi piacciono. Quindi grano, mais, soia sono in seconda battuta. Il fatto è che a noi piace pensare che a fronte dell'istituto tecnico che ci ha dato 5 anni, se vogliamo, la formazione scientifica, esatto, perché a quel tempo il diploma era già, per così dire, già importante conseguirlo, noi che proveniamo dal mondo agricolo, però poi dopo la vita Lorenzo ci ha accompagnato per diversi decenni nell'attività pratica. E ci ritroviamo a scuola e anche amici fuori, e questo è importante, e colleghi, ci scambiamo sempre opinioni, è una crescita in continuo che possiamo fare assieme. E questo è sempre motivo di vanto per un'organizzazione come quella nostra, dove ci troviamo all'interno dell'istituto con persone che hanno varie competenze specifiche. Infatti quando siamo usciti io e te, ma su tante cose qua non c'erano, esattamente. Quindi è un vanto vedere anche l'evoluzione che ha fatto l'istituto in questi anni. Certamente sì. Bene, siamo verso la chiusura della giornata, direi molto interessante. Cosa ne pensa, prof? Io sono molto contento innanzitutto dell'affluenza del pubblico, della qualità dei tecnici che ha collaborato a questa manifestazione. Diciamo che una scuola che si apre al pubblico per prove continue, un territorio deve essere grato a questo dal punto di vista agronomico. La nostra è una provincia agricola e di conseguenza ben venga un istituto che si apre a questi confronti. Quindi Certo, è una mia prerogativa, lo è sempre stata, parlo da insegnante, che è proprio quella di prospettare i ragazzi, sicuramente la formazione teorica, giustamente dovuta, ma anche l'aspetto più pratico e pragmatico attinente ai temi che caratterizzano il nostro percorso di studi e il settore economico con il quale ci confrontiamo. Quindi la vita di tutti i giorni, l'aspetto scientifico nella sua formazione scolastica si confronta nella vita pratica. Certo. Ottimo, grazie. Grazie a tutti voi, grazie mille a tutti i partner tecnici. Non faccio la lista perché non vorrei dimenticarne qualcuno, però vedete che insomma stiamo parlando di marchi, di brand importanti sia a livello nazionale che internazionale, quindi grazie a tutti veramente. Sì, la presenza degli stand che abbiamo alle nostre spalle lo confermano.